È il pomeriggio delle manifestazioni a Sant'Orso, quella di Lega Nord, Fratelli d'Italia e Comitato d'Azione Sociale Prima gli Italiani, che dicono fermamente no a Mare Nostrum, al continuo arrivo di profughi, al business dell'immigrazione, quella della coalizione di resistenza dell'Alto Vicentino, alla quale fanno capo anche i centri sociali, che dicono invece sì all'accoglienza degli stranieri. Queste manifestazioni si svolgono a Sant'Orso, ma non sono di Sant'Orso. Con questa frase il sindaco Balzi prende le distanze dalle iniziative di protesta di oggi e abbandona la piazza del comune, da dove è partito il corteo silenzioso e composto che è arrivato fino all'hotel Duca d'Este, che ospita una cinquantina di profughi. Ci sembrava giusto non dividerci per porre delle bandierine, ma manifestare assieme compattamente per dare un segnale forte per quello che riguarda la nostra posizione sulle politiche dell'immigrazione. Credo che questo sia un tema che va al di là della sigla elettorale. Il nostro movimento si è sempre battuto per dare diritto prima ai nostri cittadini e poi, se possiamo, aiutiamo anche gli altri.